Ruggisce il leone del Veneto qui al Vinitaly edizione numero 56. Si è da poco conclusa la cerimonia di inaugurazione. Andiamo a sentire cosa ha detto ai nostri microfoni il presidente del Veneto Luca Zaia. Luca Zaia, presidente del Veneto, una grande inaugurazione per questa 56esima edizione. Il Veneto si riconferma un po' la regione trainante per quanto riguarda la viticoltura. Siamo ancora la prima regione d'Italia per vini, 11 milioni di ettolitri, 100.000 ettari di vigneto in Veneto, ma ricordiamolo soprattutto che il 36% dell'export di vini nazionale lo avviene da questi territori, dal Veneto, prova ne sia che il controvalore è di 2 miliardi e 820 milioni di euro. Dico anche che questa è la fiera più grande al mondo, 4.000 aziende che espongono, 30.000 operatori, 1.200 top buyers che vengono da almeno 140 paesi. Direi che ci sono tutti i presupposti per dire che in questi 3 giorni l'ombelico del mondo del vino, delle tecnologie relative al vino è assolutamente Verona con il Veneto. Agricoltori, allevatori e viticoltori sono le sentinelle del territorio, Presidente. Decisamente sì, l'agricoltore ha molte funzioni, quella della salubrità alimentare e quindi darci derrate alimentari sicure, e questo lo fa. Il fatto di tutelare il paesaggio, il fatto della sostenibilità, ma ricordiamolo poi che oltre al tema produttivo c'è un altro tema che è rappresentato dal fatto che ovviamente i nostri produttori rappresentano un presidio identitario fondamentale, il che vuol dire che se questa è la prima regione d'Italia per turismo con 72 milioni di presenze turistiche e 18 miliardi di fatturato, lo dobbiamo a un'identità anche alimentare che si è saputa mantenere.